Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Lorenzo. Professor Maggi, buongiorno a lei. Ultimo appuntamento qua dalla Gianna, Taglio di Siamo Po. sempre nel mitico comune di Taglio di Po. Allora, sai che io l'altra settimana sono stato a Cavenier, dove hanno fatto una cosa che è unica nella provincia di Rovigo. Frazione del comune di Portotolle. Frazione del celeberrimo comune di Portotolle. Salutiamo Silvana Mantovani, Pizzoli, sindaco, eccetera, eccetera. Ho detto per prima la Silvana Mantovani perché mi ha invitato appunto a questa inaugurazione di una targa data da LNG Adriatic a un'associazione che si chiama Solidarietà Delta, che hanno fatto secondo me una cosa geniale ed è l'unica nella provincia di Rovigo. Hanno praticamente fatto un supermercato solidale dove possono accedere le persone che hanno fatto una richiesta di una tessera particolare e comprano con i punti, praticamente attraverso la Caritas e quant'altro. Danno una tessera, proprio una scheda, una prepagata, sì, con 40 punti che più o meno corrispondono a 70 euro, e questi possono andare a comprare in questo supermercato. Molto. Sì, perché poi la differenza rispetto al cestino della Caritas, cioè la Caritas ha sempre fatto questa cosa. Tu ti autogestisci quello che vuoi. Sì, ma soprattutto le persone indigenti andavano alla Caritas e davano un sacchetto con un po' di spesa. Qua invece, anche per la dignità della persona, uno può scegliere quello che vuole. Bravo, bravissimo. E secondo me è Bravissimo. molto bello, importante. Sempre più o meno la settimana scorsa ho seguito una presentazione e anche un'esercitazione della protezione civile. Sì. Allora io anche lì, preparatissimi, con i droni, i cani. Quindi, quanto è importante in Italia il famoso terzo settore, il volontariato, quanto questo volontariato copre un buco di quello che manca e quanto questo buco che manca è valutato. Potrebbe non esserci, lei dice, o potrebbe esserci un po' meno. Dovrebbe intervenire un po' più lo Stato. Ecco, questo qua, ecco, la domanda è questa. Primo, forse in un welfare che funziona dovrebbe intervenire di più lo Stato, con le garanzie anche di non pretendere di no che le persone lo facciano gratuitamente, virgola. E seconda battuta, quanto è valutato dalle istituzioni questo terzo settore, perché molto spesso sono un ripiego, però dopo magari se c'è da fare qualcosa di importante dove ci sono tanti soldini, chiami un tecnico da un'altra parte. Questo è successo, no? Certo. Mi permetto di fare questa osservazione alle sue giuste osservazioni, però diciamo che il volontariato si muove in quell'area straordinariamente in evoluzione che è a cavallo fra l'obbligatorietà per tutelare le persone e quali sono gli obblighi dello Stato. Io penso che il volontariato sia una risorsa unica e straordinaria che ha il nostro paese, soprattutto per esempio in regione Veneto. I veneti sono molte associazioni di volontariato. Tant'è vero che il volontariato però, se non ha il supporto dello Stato, in questo caso le articolazioni, la regione, le province, i comuni, i vari ministeri, credo che in questo caso loro debbano intervenire sulle questioni riguardanti le strutture. Per ciò che riguarda il volontariato puro, cioè l'azione delle persone, sia giusto che ci sia, e speriamo ci sia sempre più volontariato, ma lo Stato deve mettere a disposizione delle strutture. Faccio un esempio: le associazioni di volontariato che portano dal punto A al punto B gli ammalati, gli anziani, in caso di riposo, ce ne sono, perfetto, ed è un bel servizio. Il loro vero grande problema sono le ambulanze, sono le strutture mobili o immobili registrati. È qui che dovrebbe intervenire al massimo. Poi però la forza del volontariato, lo dice anche la parola stessa, sono le persone, quindi sì, dovrebbe intervenire di più. Ci vogliono più risorse sulle associazioni di volontariato che si occupano di disabili, ma anche quelle per il pronto soccorso, eccetera. Se non avessero, e qui deve spingere di più, se non avessero le strutture messe a disposizione dalle ULSS o dallo Stato o dalla Regione,
non farebbero l'azione che fanno, perché di persone c'è sempre più bisogno. Quindi, come sempre È un mondo, ma come sempre magmatico. ringraziamo i volontari Ringraziamo i volontari di Protezione Civile, di Croce Rossa, di House, Anche perché se no sarebbe un di paese, Proloco. se no sarebbe un paese pieno di che tocca a te fa sta roba qua, fa mia mi sta roba qua nel mio mansionario, È vero, e quindi è vero. scattano questi. Quindi grazie a tutti i Professor volontari Maggi, e grazie questa settimana. Grazie a Taglio di Poppe, La prossima volta andiamo in alto. straordinaria ospitalità. La prossima volta andiamo in alto. Vediamo dove. Alto Polesine? No, in alto. No, adesso non è Alto che, Polesine. non è che vogliamo andare in alto perché ci siamo montati la testa. In alto perché andiamo in Alto Polesine. Il professor Maggi è sempre molto preciso. Arrivederci a tutti, buona giornata. Questo spettacolo è orribile. Ma ventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.